Dopo l'incontro avvenuto l'altro ieri tra il governatore della Sicilia Nello Musumeci, il sindaco Totò Martello, con il premier Conte, accompagnato da alcuni ministri, tra quale quella dell'interno Lamorgese, il capo della protezione civile Borrelli, arrivano le prime concrete decisioni destinate all'isola di Lampedusa che Conte aveva già annunciato durante la riunione. Il decreto contiene norme per la gestione dell'emergenza dei migranti a Lampedusa, approvate agevolazioni fiscali per i cittadini lampedusani e misure di sostegno degli operatori economici. Il testo prevede per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale, la sede operativa nel territorio comunale di Lampedusa e Linosa la sospensione fino al 21 dicembre prossimo dei versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali, assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Intanto nel frattempo un nuovo sbarco sull'isola, un barcone con un centinaio di migranti è stato soccorso dalla Capitaneria di Porto, tra loro donne e bambini. Sono stati trasferiti nell'hotspot. Fra il centro d'accoglienza e la Casa della Fratellanza al momento sono presenti 1300 persone. È previsto oggi l'arrivo di 2 navi quarantena per svuotare la struttura. Intanto si chiama Lampedusa una bimba che giorni fa è nata in elicottero durante il trasporto presso l'ospedale di Palermo. Una donna incinta positiva al test del Covid-19 ha dato a luce una bambina durante il volo in elicottero che pesa più di 3 kg e i medici l'hanno chiamata Lampedusa